Un mercoledì con in palio un posto in semifinale di Coppa Italia promozione per la Cicatena. I catenoti, dopo il successo in campionato contro il Canicattini, affrontano il ritorno di quarti di finale in casa del San Fratello Acquedolcese, squadra imbattuta in stagione tra le mura amiche, ripartendo dal 2-2 dell'andata. Per Mister Manca rientra in extremis nell'11 titolare. Dopo oltre un mese di assenza torna Calì in difesa accanto a Longo e Magro. In attacco recupera Carbonaro e spazio De Manuele, ancora squalificata in campionato. A centrocampo fasce affidate da Babè e Torrisi, con in mezzo Basile, Salvostrano e Arturo Strano. Assente invece lo squalificato Ranno. Inizio arrembante dei padroni di casa, con i catenoti che faticano a trovare le giuste distanze tra i reparti. Vergult scambia con Kreshun. Poi uno sguardo a sinistra, allarga per Zingales. Zingales, il cross per la testa di Truglio, che al 9° minuto sblocca subito il punteggio, portando il San Fratello Acquedolcese in vantaggio. Biancorossi dunque costretti immediatamente a fare gara di inseguimento. Il Romano va al rinvio lungo, teso verso De Manuele. De Manuele la sterzata, prova la conclusione, facile commisso. Calcio d'angolo per i catenoti, lo batte De Manuele sul primo palo, colpisce Babei, tocco di commisso e traversa che salva il portiere. De Manuele conquista un piazzate, lo batte rapidamente per sorprendere la difesa sul secondo palo per Carbonaro. Carbonaro il mancino, non trova la porta. 25esimo, Babei lavora questo pallone sulla destra. Riesce a vincere un contrasto, poi la prolunga per De Manuele. De Manuele filtrante dentro per Carbonaro, steso da Dabò, calcio di rigore per la Cicatena. Contatto Dabò Carbonaro. Dal dischetto va Carbonaro che spiazza commisso e pareggia i conti. Nino Carbonaro, 8 in Coppa Italia per lui, 1-1. Romano va al rinvio sulla destra a cercare Ababei, che colpisce di testa, troppo corto il suo colpo di testa, riesce comunque a raggiungere il pallone. Ancora Babei, fermato per un attimo. De Manuele di prima intenzione, respinge commisso, poi Carbonaro in fuorigioco. Si riaffacciano in attacco i padroni di casa. Truglio per Zingales, va all'1 contro 1, poi raddoppiata all'indietro da Andao, il cross per Dabò, splendida la parata di Romano che salva il risultato. Un cambio forzato per Mister Manca, si ferma Magro per infortunio, al suo posto entra Solimene. Corner di Zingales sul secondo palo, esce Romano che ci mette un pugno, poi testa di Martinez, contrasto Dabò, Ababei, calcio di rigore per il San Fratello, fallo di mano di Ababei. Andiamo a rivedere il contrasto tra i due, rigore per il San Fratello. Dal dischetto si presenta Truglio, va Truglio, si esalta Romano che neutralizza il rigore e tiene il punteggio sull'1-1. Acquedolcese che produce il massimo sforzo, piazzato di Piuca, direttamente in porta, Romano si fa trovare pronta e la mette in corner. Dalla bandierina va Zingales per Dabò, respinge ancora Romano, poi Ababei, recupera palla Martinez, il controcross, la testa di Calabrese, respinge Romano, la traversa, poi Basile, la palla finisce a Kreshun piazzato all'angolino, che stavolta batte Romano che non può nulla. Il San Fratello passa in vantaggio nuovamente 2-1. Proteste però dei catenoti per questo contrasto testa a testa tra Basile e Calabrese. Non c'è nulla per l'arbitro. Subito un cambio per aprire la ripresa, fuori Torrisi, dentro Garozzo. Piuca allarga a destra per Calabrese, il cross, testa di Longo, poi Calì, ferma Kreshun, Ababei anticipa l'avversario, serve De Manuele, si distende in contropiede della Cicatena, Garozzo ha tanto spazio per spingere, accelera Garozzo, uno sguardo a Carbonaro, lo serve Garozzo, Carbonaro si gira, Carbonaro il tiro, impreciso. Un altro cambio in mediana per gli ospiti, fuori Salvostrano, dentro Sciuto. Alleggeriscono la pressione i padroni di casa, escono bene qui con Vergult, che va in profondità a cercare Zingales sulla corsa. Zingales entra in aria, uno sguardo in mezzo, il traversone per Calabrese, la conclusione, respinge a Babei, poi Truglio anticipato, arriva Andao, alto sopra la traversa. Si gioca il tutto per tutto Mister Manca, fuori Arturo Strano, dentro Rossitto. Minuto 77, punizione affidata a De Manuele, va De Manuele, colpisce la barriera, calcio di rigore per la Cicatena, fallo di mano in barriera di Vergult e rigore ancora per i catenoti. Dal dischetto ancora Carbonaro contro commisso, va Carbonaro, para commisso che tiene il punteggio sul 2-1. Un'altra sostituzione per i biancorossi, fuori Basile, dentro Napoli. Assalto finale della Cicatena, rimessa lunga di Ababè all'interno dell'area, stacco di Calabrese, poi arriva sul pallone Sciuto. Sciuto prova a rimetterla al centro, svirgola la difesa, sponda di Carbonaro, tocca anche Robles, la palla finisce a Longo, Longo il sinistro, blocca a terra commisso. Non basta il cuore all'averci provato fino all'ultimo secondo, la Cicatena viene eliminato dalla Coppa Italia, il San Fratello vince 2-1 e accede alle semifinali. Non sono mancate le occasioni per i catenoti nella doppia sfida e forse i rammarichi sono più per il match d'andata.
dove la squadra di Marcello Manca avrebbe potuto concretizzare di più e mettersi così in una posizione migliore per il ritorno. Eliminazione che comunque deve essere messa subito alle spalle, perché c'è un campionato da concludere nel migliore dei modi, a cominciare da domenica, quando i biancorossi saranno ospiti dello Scicli.